Fatemi sapere se vi piacciono questi meme che ho fatto, i famosi meme. Io mi diverto tantissimo a fare queste cose, perché bisogna prenderla a ridere, ragazzi. Io non so più quali occhiali usare. Possiamo provare questi arancioni, oppure questi qua che sono occhiali. Questi sono gli occhiali del calcio femminile, non si vede bene, che sono un po' pitonati. La verità è che non ci si capisce niente. Facendo un'analisi, insomma, facendoci aiutare anche da grafici che mettiamo in questa zona qua e si vedono le posizioni medie, perché lì tu capisci che la posizione iniziale, oppure se tu analizzi solamente i ruoli che ognuno di loro può fare, non ti serve, perché con Ancelotti specialmente le caratteristiche dei giocatori non ti fanno capire dove giocheranno. Le posizioni medie capisci meglio, e quindi ti rendi conto che Allan scalava in difesa, e a volte, e nemmeno, se ti vedi le cose, nemmeno poi centrale in mezzo ai due centrali. Poi dipende anche da come si sviluppa l'azione degli avversari. Però l'idea fondamentalmente abbiamo capito che era, in certe fasi di gioco il Napoli passava a 3 in difesa con Allan, Koulibaly e Luperto, i due terzini salivano, Rui e Malqui a centrocampo. È lì che è interessante, perché quando salgono i due terzini e le ali si accentrano, Callejon e Younes, è fondamentalmente un 5, perché Rui, Younes, Fabian Ruiz, Callejon un poco più sopra e Malqui. E poi ci sono 1-1 Zielinski e Milik. Ma così è facile dirlo così, ma poi dipende la palla dove va, dipende gli avversari dove si stanno giocando il pallone. Secondo me i numeri li dobbiamo abbandonare con Ancelotti, tutte queste è inutile. Il che però crea delle difficoltà a me, perché io non lo so, parlare di tattica è bello, però essendoci noi abituati al 4-3-3 che si muoveva in un certo modo, e anche lì non erano numeri fissi, perché poi ti ritrovavi Gulam sempre ala altissima, facevano il tourbillon sulla sinistra, quindi era un intruppo, no? Là. Però era un intruppo, era un caos logico, nel senso era un intruppo con le triangolazioni che sembrava che non si pestassero mai i piedi. Quello che invece io temo da questa parte, dalla parte di Ancelotti, è che si pestano un po' i piedi, e quindi dobbiamo usare questi occhiali qua, che sono occhiali di calcio, con i colori oramai pure io sto facendo un casino. Comunque la verità è che non mi piace. Non mi piace, non so se funziona, e temo che i giocatori stessi non siano in grado. Cioè, l'idea di Ancelotti può anche funzionare, potrebbe anche non essere Ancelotti il problema. Il problema è che Zielinski là in mezzo, voi l'avete visto? Io ho fatto difficoltà. Lasciamo perdere che ci sono stati dei momenti di sonnolenza, e quindi io in certe fasi di gioco devo ammettere che le ho perse, me le sono perse perché ho dormito. Diamo la colpa al fuso orario, al fatto che ieri ho lavorato e quindi mi sono svegliato troppo presto e poi tardi. Insomma, è un macello. Ti perdi Ruiz, ti perdi Zielinski. Younes bene, perché Younes si prende la responsabilità di saltare l'uomo. Lo fa, e poi tira a un certo punto, perché sennò la sindrome da Michu noi non la possiamo sopportare. Diventa veramente... Tira nei superati 4, tira a porta, per favore. Poi succede l'impossibile, che segna Allan piuttosto che Milik. Segna proprio Allan, quello deputato a stare in difesa. Le fasi di gioco portano Allan a stare più avanti, la mette nell'incrocio, incredibile. Bene, di conseguenza si stacca la spina, come abbiamo fatto. Ragazzi, voi dovete rispettare i tifosi che vi vengono, continuano a venire a seguire in trasferta. Rispettate i tifosi che si svegliano al mattino in America per vedervi. Vedo Flocca risaltare da solo con Koulibaly che se lo guarda, e sale in cattedra Meret, che fa miracoli uno dietro all'altro. Chiaramente, gol nell'aria, entra Antenucci, succede l'imboss slash palla diventa il Manchester City. E va bene, perché non c'è niente da vedere. Non va bene, non va assolutamente bene. Rispettare tutte le partite fino alla fine, per favore, perché i tifosi vi guardano e voi dovete fare la partita. Lo so che è difficile, mi rendo conto, ma stanno aumentando le responsabilità dei calciatori, per quanto mi riguarda. Pari merito le responsabilità di società e Ancelotti, se le cose non ci piacciono più, perché comunque abbiamo visto che la rosa è corta dopo le cessioni di tutti quei centrocampisti. Si è partito con un'idea di modulo e poi si è cambiato, quindi chiaramente ci siamo trovati un pochino in difficoltà. Però secondo me salgono molto le responsabilità dei calciatori, perché un po' hanno dei limiti, un po' non capiscono la scelta giusta, la lettura giusta da fare
perché con Ancelotti devi avere delle letture, devi prenderti delle responsabilità e delle scelte, e un po' non se ne fottono proprio, stanno già in vacanza. Che sicuramente i promossi e i bocciati di Ancelotti già lo sapranno tra di loro, e quindi che ci sbattiamo a fare? Qualcuno se ne andrà, qualcuno verrà comprato nuovo. Ed è brutto e avvilente, non mi piace. Cioè, così poi allontanate quei pochi che io continuerò a vedermelo sempre le partite del Napoli, perché sono malato. Se giocano un amichevole contro la Prozozzese, io me la guardo e voglio che il Napoli vince. Ma ci sono anche dei tifosi che vogliono vedere l'impegno massimo, altrimenti si scocciano, che vogliono vedere una grande tattica, altrimenti si scocciano. E li capisco pure. Li capisco pure. Se non si lotta per niente si scocciano. Lo capisco di meno, perché io ho sentito discorsi ma veri e propri, dove dicono meglio andare in Serie B, così facciamo una squadretta per la Serie B, lottiamo per vincere il campionato di Serie B, e poi andiamo in Serie A, facciamo una squadretta per non retrocedere, e poi lottiamo per salire. Preferiscono. Scelte vostre, roba da matti, ma questo è. Iscrivetevi al canale, da New York Valerio Fluido è tutto. Da New York Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale, prima di tutto ti iscrivi al canale, diceva Donato in inglese. È sparito dalla circolazione, eh? Beh, capita.